cioè forse 2-3 mila persone sono muoiate. Allora si valutò che i danni erano intorno a 100 milioni di euro. Nel 98 si è allegato il centro storico, il 7 novembre si è allegato il centro storico, anche lì i danni valutati intorno ai 30-40 milioni di euro. Poi siamo andati bene un po' di anni, per fortuna la regione ha finanziato diverse opere, il comune ha fatto diverse cose, e recentemente si sono allagate altre 400 abitazioni, 10 attività economiche, più o meno dalle voci che girano, si parla di 30-40 milioni di danni. Senza considerare poi che le case che hanno l'acqua hanno dei danni irreversibili, e senza considerare poi i danni biologici, gli stress, le famiglie che ve lo assicuro, quando piove è un dramma. Cioè, mi hanno telefonato il martedì mi ha telefonato un amico verso le 4, diceva: guarda che è uscita l'acqua dalle voci geomatiche, come quartiere, cosa facciamo, cosa non facciamo? Ho detto: telefoniamo agli amici che sono nella zona bassa, cerchiamo di dirgli che facciano qualcosa, ecco. Però anche lì la cosa è stata rapida, e poi siamo praticamente convinti che qualcosa non ha funzionato. Io ad esempio sono passato a mezzanotte sul canale, sul centro storico, e andando a casa ho guardato le paratoie di quel tratto di vena, che è solo estetica, perché il comune ha fatto un altro canale lato sud, quindi il tratto di canale, per il fatto che era storico, non è stato tombinato, è rimasto aperto, ma però se le chiuse non vengono azionate si allaga tutto. Ecco, io a mezzanotte sono passato, mancavano 10 centimetri, l'acqua non era ancora uscita, ma però era lì, ecco. Dopo mi hanno detto che verso le 2:30-3 è cominciato a uscire. Io cioè credo che le paratoie siano aperte, poi altri amici mi hanno confermato che verso l'1:30 alle 2 le hanno trovate ancora aperte, ecco. Per cui secondo me, se andiamo a ricostruire i fatti, a raccogliere le testimonianze, a mio parere viene fuori quasi con estrema certezza che le paratoie erano aperte, quando invece devono essere chiuse, ovviamente, perché molto probabilmente i danni della via Arno, Viola eccetera, via Meneghello, che poveretto, è una impresa in ginocchio, Meneghello ha avuto dei danni incredibili, cioè macchine elettroniche, forniture pronte, quindi un'azienda in ginocchio. Non è uno scherzo. Purtroppo questa sera noi cosa sentiamo? Sentiamo che la messa in sicurezza del Cesenatico è di là da venire. Perché? Perché adesso i lavori del Ponte del Gatto sono un pezzo, manca 1,7 milioni per le opere elettromeccaniche. I canali non vengono messi in sicurezza perché manca 1,5 milioni per mettere in sicurezza. Cioè vedete però che i danni subiti dalle popolazioni sono estremamente più grandi delle opere, cioè alla fine noi se abbiamo bisogno di 5-6 milioni di euro non è neanche il danno di 1 milione. Quindi adesso, al di là delle facili polemiche eccetera eccetera, a noi cittadini ci interessa che i lavori siano fatti, poi che li faccia il sindaco di destra, di sinistra, di sopra, non ce ne frega niente ovviamente. È questo che ci preoccupa, e purtroppo anche stasera andiamo via con la certezza, purtroppo, che alla prossima pioggia ce l'abbiamo ancora, e si allaga sia il centro storico, tutti ce l'abbiamo, non è che una contrada sì e una contrada no, perché abbiamo visto che le benedette porte vinciane per chiudersi hanno bisogno di trattori, sommergibili, eccetera, eccetera. Cioè, così non può funzionare, nel senso che martedì notte, è suonato l'allarme intorno alle 11 del lunedì. A quel punto, nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, le porte si dovevano chiudere, perché solo così si mette in sicurezza il porto canale, altrimenti è tutta aria fritta, ecco. Lo sbarramento di Ponte del Gatto ovviamente si spera che sia fatto rapidamente, perché se dobbiamo aspettare ancora degli anni
affinché i lavori siano finiti, quante volte il centro storico si può allagare? Ed è una cosa, cioè se pensiamo che ci vogliono 2 milioni di euro per finire e che un allagamento del centro storico costa ai cittadini 10-20 milioni di euro, capite la sproporzione che c'è fra l'entità del lavoro e il danno alla popolazione? Per cui bisogna che i partiti tutti si impegnino, e questo è il punto, cioè bisogna, se qualcuno ha relazioni a Roma, se qualcuno ha relazioni a Bologna, qui non ci deve essere separazione destra e sinistra, bisogna che sia un lavoro di squadra, perché Cesenatico è in una bella pazzesca, quindi noi abbiamo bisogno dei soldi di Berlusconi e dei soldi di Errani, per dirla terra a terra, quindi noi abbiamo bisogno di concertazione, abbiamo bisogno di impegno, non abbiamo bisogno purtroppo solo di polemiche, perché la gente si allaga e vi assicuro che l'acqua in casa è un'esperienza terrificante, che colpisce, la gente non dorme più la notte, quindi rendetevi conto che la situazione è grave e che quindi i partiti bisogna che ce la mettano tutta. Un'altra cosa voglio dire, io dopo ero sul Fossottone la mattina presto, vedevo che l'acqua tornava indietro, l'acqua che veniva da nord andava verso sud, quindi mi sono chiesto, ma il bypass di Sabina come è messo? Io credo che l'ingegnere Messina abbia ragione, cioè vale a dire che un sifone è un sifone riduce la velocità, riduce la portata, poi il sifone ha bisogno delle griglie e poi il sifone si può riempire di sabbia, quindi in realtà la portata, per stasera il concetto del rigurgito ancora non lo conoscevo, questo è l'aggravante, perché se il canale Fossattone si rompe torniamo all'esperienza del 96, cioè tutta la zona della Santa Terra da noi si allaga e l'abbiamo già passata, l'acqua fa livello, il Fossattone mi sembra che sia a quota 2,80, la zona dei fiumi è a quota 0 o poco più, quindi si beccano 2 metri d'acqua, quindi questo purtroppo io non voglio questa sfortuna, ci mancherebbe, però questo è uno scenario probabile, perché piove, non è che non piove più, ecco. Quindi bisogna che i lavori siano fatti, quindi è inutile. Ecco. Adesso è chiaro che è importante che ci sia l'impegno a risarcire i danni, anche se purtroppo io ho visto l'altra volta delle gran chiacchiere, però poca sostanza. Ma speriamo però, ciò non toglie che almeno ripagare i danni. Ma il problema vero è di fare i lavori, perché non dimentichiamo che Firenze, come ha fatto a salvare Firenze? Firenze l'ha salvata con le casse di espansione, però le hanno fatte, e le hanno fatte in tempi rapidi, perché 3 milioni di metri cubi, dato che diceva lei ingegnere, ci vogliono 300 ettari per assorbirli, quindi la Valle Felice ci vuole, la zona del depuratore non può essere edificata, la zona del depuratore deve diventare una cassa di espansione, i valloni, pochi rimane i valloni, anche lì bisogna impegnare, cioè se noi facciamo queste opere virtuose noi ci troviamo qui un sacco di volte a lamentarci, ecco. Quindi per quello che può servire stasera noi diciamo dovremmo cercare di uscire con delle idee, con delle proposte che diano risultati, perché il quadro che viene fuori stasera è che noi per un tot di anni siamo ancora così e io credo che questa è una situazione che non è accettabile, cioè bisogna che Stato e Regione si impegni veramente affinché noi nel giro di poco tempo siamo veramente in sicurezza. Poi io dico un'ultima cosa e finisco, io credo che a gestire queste partite, questi progetti ci vuole gente capace, gente non di partito, d'altronde il Valentino per risolvere i problemi del Cesenatico ha chiamato Leonardo da Vinci, non è che ha preso uno qualsiasi, ecco. Noi qui abbiamo bisogno di tecnici di esperienza, abbiamo bisogno di tecnici capaci, perché le porte vincenti, consentitemi, alcuni ingegneri che conosco, quando le hanno fatti si sono messi a ridere, quelle vanno bene nel canale di Parma, qui sul mare non tengono. Detto fatto, i pistoni sono scarsi, non ha la capacità di chiusura rispetto alla sabbia, ci vogliono degli ingegneri che sappiano fare bene il loro mestiere.
e ci vogliono poi degli amministratori che ovviamente li sappiano scegliere. Grazie. Grazie Giannisi.